Allora, prima di passare ad un momento dedicato alla moda, devo chiudere il discorso riguardante il campionato di promozione. Lo facciamo adesso con le nomination come miglior dirigente appunto di promozione, ed invito qui sul palco il presidente del Biancavilla Giuseppe Furnari, Sandro Giglia, presidente del Canicattì, e Natale Ferrante, presidente dello Sport Club Nissa. Buonasera Presidente, buonasera, 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 buonasera. Allora, abbiamo tre presidenti pesanti, perché abbiamo Biancavilla, abbiamo Canicattì e abbiamo Caltanissetta, quindi insomma tre realtà che quest'anno, loro un po' meno poveracci perché hanno perso la finale, però due festeggiano, io ho l'impressione che festeggerete anche voi con un probabile ripescaggio giusto e doveroso. Allora, premierà in questa occasione ancora una volta il Presidente, perché ho il piacere di avere un ruolo importante per i dirigenti qui sul palco, che è quello del Presidente della FIGC Sicilia. Allora, consegniamo subito la busta al Presidente, così conosciamo colui che vince come miglior dirigente. Venga qui, così abbiamo il microfono, eccolo qua. Miglior dirigente per il campionato di promozione. Giuseppe Furnari, Biancavilla. Giuseppe Furnari del Biancavilla, perfetto. Allora, targa per Giuseppe Furnari, da consegnare subito, grazie. Eccola qui. Consegniamo anche le altre due, una per il presidente del Nissa Natale Ferrante e l'altra per il presidente del Canicattì, perfetto. Ferrante invece quella successiva. Presidente, Biancavilla, parecchie nomination, stagione bellissima, ormai è una storia che si è già sentita troppe volte. Sì, effettivamente in questo periodo stiamo calcando molti palchi nelle varie realtà siciliane, grazie anche all'organizzazione giornalistica come la vostra, che ci ha visto anche ospiti, e quindi è sempre un piacere ritornare tra di voi per ricevere dei premi che sono il frutto, credo, di un riconoscimento, di una valutazione per il lavoro che abbiamo svolto in quest'anno in un campionato molto difficile. Quindi vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per la nomination, ringrazio anche il Presidente Santino Presti per avermi premiato, per me è una grande soddisfazione dopo aver ricevuto i complimenti, ringrazio anche i colleghi che sono qui presenti perché testimoniano un impegno costante e continuo in una realtà molto difficile, perché le società oggi sono in grosse difficoltà, quindi quando si riesce a creare un contesto positivo, grazie anche agli allenatori e a tutto lo staff e ai giocatori che poi lavorano e ci danno grandi soddisfazioni. Perfetto, grazie Presidente. Una battuta la facciamo anche con il Presidente della Nissa Natale Ferrante, giovane Presidente che insomma ha cresciuto questo progetto giorno dopo giorno e adesso è diventata una bellissima realtà. Diciamo che questo è il quarto anno che ci presentiamo nel calcio dilettantistico. 4 anni fa abbiamo fatto per scherzo la terza categoria con un gruppo di ragazzini che si trovavano per strada e da lì nasce un po' la storia della Nissa Sport Club 1962. Fino alla prima categoria abbiamo voluto condividere un calcio genuino, quello che ci si ritrovava la domenica. Le cose sono diverse. Diciamo che la terza è stata vinta tramite i playoff, la seconda l'abbiamo vinto il campionato, poi abbiamo fatto un ripescaggio che è un classico in tutte le situazioni calcistiche. Quest'anno abbiamo investito sulla promozione. Bene, volevo dire proprio questo. Per quanto riguarda, io faccio il presidente di una società, ma noi siamo un gruppo di dirigenti, c'è una promiscuità intelligente dove ognuno di noi sa il fatto proprio. Chi sotto un profilo tecnico, chi deve mettere la testa per organizzare. Ecco, il mix vincente è questo della nostra società. Volevo dire anche un'altra cosa e devo dare un plauso ai miei giocatori, molti giovani, c'erano anche dei veterani, molti giovani. Fatalità è da questo che noi siamo partiti. Io mi auguro, ho sentito così dai corridoi, che quest'anno i juniores saranno solamente 2, non è ancora un dato ufficiale. Io mi auguro che diventino 5, perché sono d'accordo, perché altrimenti la nostra società, come tante altre società che curano i settori giovanili, non ha senso che portiamo avanti questi progetti. Quindi invito
gli organi di competenza a rivedere un po' i propri piani, perché facciamo dilettantismo noi, non facciamo, quindi se facciamo dilettantismo non possiamo farci soffocare dai rimborsi, dalle spese, dagli hotel, quindi chiedo agli organi preposti di fare delle scelte un po' più coraggiose e passare da 2 a 5, e troverà tutte le società della Sicilia pronte ad avallare questo tipo di percorso. È giusto, è giusto, è giusto. Allora, battuta conclusiva anche con il presidente del Canicattì. Il progetto è partito forse un po' in ritardo, se fosse partito all'inizio probabilmente il Canicattì quest'anno ho la sensazione che avrebbe potuto ampiamente vincere il campionato, però rimane una bellissima cavalcata, e da quella cavalcata credo che si sono buttate le basi per la prossima stagione. Ce lo saremmo giocato il campionato con Natale, quindi non è quello. No, diciamo che la nostra società è composta anche lì da diversi dirigenti che ci hanno permesso chiaramente di creare questa realtà sportiva. La cosa più bella che posso ricordare, a parte il risultato sportivo, è aver portato tantissima gente allo stadio. Era uno dei nostri principi societari e ci siamo riusciti. L'anno scorso un playoff con 2000 persone, quest'anno siamo riusciti, la finalissima playoff a Scordia, a portare 1500 famiglie, non sportivi, famiglie, veramente a 2 ore di distanza. Questo credo che sia il riconoscimento più importante che possiamo fare chiaramente alla nostra società, ai nostri sportivi, ai nostri giocatori che hanno veramente dato il massimo. Quindi questo riconoscimento, questa nomination chiaramente va assolutamente a tutti. Perfetto, grazie ai presidenti del campionato di promozione, grazie. Allora, adesso chiudiamo la parentesi dei premi speciali, però io invito qui sul palco Antonio Lapisarda, che ha seguito per noi tutti i vari campionati di promozione. Antonio Lapisarda, puoi venire un attimo sul palco? Ecco, vieni un attimo, grazie, perché con te volevo raccontare in breve comunque il fatto che il tuo cammino anche all'interno della trasmissione è stato veloce ma significativo, perché poi dopo tra l'altro devo presentare il quinto e conclusivo premio dedicato no, a parte il portiere, perché è arrivato finalmente. Allora lo invitiamo qua sul palco. Sali Marco, ecco il vincitore del premio che poc'anzi non era presente perché giustamente si è rimasto bloccato. Marco Amendola, sarai tu a consegnargliela a questo punto. È onorato, perfetto, allora gliela consegniamo direttamente, anche se un po' in ritardo, a Marco Amendola della Nissa. Complimenti per la stagione, grazie. Ok, allora vieni un attimo Antonio, perché è giusto che ci racconti che esperienza è stata questa per te a Penalty, legandoti soprattutto al campionato di promozione. Allora, intanto grazie Ettore, buonasera a tutti, bellissima platea. Il campionato di promozione è stata quest'anno una bellissima realtà, ha visto tantissime società nuove, giovani e fresche. Abbiamo visto prima il presidente della Nissa che ha vinto il campionato, abbiamo visto anche il Biancavilla, abbiamo visto il Sant'Agata di Militello, abbiamo visto anche una squadra importante del campionato di promozione che ha fatto tanto bene, che è il Riviera Marmi. Che cosa dire, sono state squadre che hanno dominato il proprio campionato, un po' chi più, un po' meno, ricordiamoci le 13 vittorie della Nissa e anche del Riviera Marmi, che ne ha fatte tantissime. C'è stata anche quella rivelazione del Belpasso che ha vinto la Coppa, e del Torregrotta insieme a Real, che hanno evidenziato come fossero difficili questi campionati, da non sottovalutare mai. Il problema è confermarsi anche per la prossima stagione. Grazie ad Antonio Lapisarda. Allora, adesso il quinto e conclusivo premio speciale, ed invito qui sul palco il personaggio sportivo che ha legato il suo nome a tantissime società importanti internazionali, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Parliamo di uno straordinario personaggio, Feliciano Di Blasi, lo invito qui sul palco. Premio alla carriera, è una carriera lunga e doverosa. Buonasera. Allora, è stata una carriera che non è che mica è finita, diciamo momentaneamente pausa. Già è importante che non è alla memoria, perciò siamo già importantissimo. Esperienze comunque straordinarie che hanno arricchito il bagaglio tecnico, che è già di per sé pazzesco. Ma sì, mi ha dato la possibilità di vivere in 22 città diverse, di poter frequentare tantissime società che mi hanno dato tantissimo e che mi hanno dato la possibilità di fare un calcio a alto livello
e di poter sperimentare anche quello che è uno in testa di poter fare. Certo, che è sempre molto difficile, soprattutto quando si ha davanti dei campioni che debbono stare in rigoroso silenzio e lavorare. Ma i campioni sono la parte buona del calcio, perché sicuramente se tu li tratti come devono essere trattati, li fai capire che fai questo per migliorare, ti seguono tantissimo. Assolutamente, assolutamente. Allora invito qui Umberto Teghini perché sarà lui a consegnare il premio a Feliciano Di Blasi. Eccolo qua Umberto, ciao Umberto, ben trovato. Ciao Umberto, che rimpatriata oggi con Salvo e tutti gli altri. Allora consegniamo subito ad Umberto Teghini la targa che consegnerà giustamente a Feliciano Di Blasi, eccolo qui, fotografie di rito, eccolo, perfetta. Ok, Umberto, è un personaggio così importante, fa bene al calcio siciliano, chissà se un domani si tornerà a parlare di una realtà catanese con anche un nome così come quello di Feliciano. Ma per uno che è stato alla Real Madrid, all'Inter, al Milan, al Paris Saint-Germain, all'Espanyol, è stato anche in Qatar? Sì, però vorrei dire una cosa, io sono stato anche a Siracusa Calcio, che è stata un'esperienza per me eccezionale, l'anno 94-95 è stata l'esperienza più bella della mia vita, poi ho conosciuto mia moglie attuale, perciò mi sono fermato a Siracusa, una città che amo tantissimo. Io penso che il calcio siciliano è un calcio con una potenzialità enorme, che però non è sfruttata e si può fare tantissimo. Speriamo bene, speriamo bene. Consegniamo una targa ricordo anche ad Umberto per quanto riguarda la sua partecipazione qui al Penalty Awards. Grazie, grazie, eccola qua. Grazie, grazie mister, a presto, grazie Umberto. Tra poco premieremo anche la categoria eccellenza, che tra l'altro è una delle categorie più importanti, però prima, anche per insomma rilassarci almeno per qualche minuto, è il momento di dedicare lo spazio del Penalty Awards alla moda, e lo facciamo con uno sponsor partner del nostro progetto che è l'Atelier del Sarto. espectacular, un partido impresionante, toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón, hábil y musical, siempre inspirado, la va dejando para el ruso Beitelman, Gustavo Beitelman.
sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para Cristóbal Müller se acerca al área, la va dejando para Philippe Cohen Solal, Philippe Cohen toca para Eduardo Macaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo. Il tango presente nel Penalty Awards con la scuola Entus Brazos di Rino Fraina e Graziella Pulvirenti, e queste sono le due coppie che questa sera hanno ballato con noi: Alessandra Saglimbene con Domenico Barbagallo, Carmen Sambataro con Giuseppe Maugeri. Grazie, complimenti alla scuola, grazie. E come avete potuto ben vedere, la moda è di gran classe questa sera al Penalty Awards, ma non è finita qui, perché l'Atelier del Sarto conclude il suo momento dedicato alla moda sartoriale con un'altra uscita mozzafiato. Una tarde espectacular, un partido impresionante, toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón, hábil y musical, siempre inspirado, lo va dejando para el ruso Beitelman, Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerlo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para Cristóbal Müller se acerca al área, la va dejando para Philippe Cohen Solal, Philippe Cohen toca para Eduardo Macaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo. Che spettacolo! Ed invito qui sul palco il general manager dell'Atelier del Sarto, Marco Di Franco, eccolo qui. Allora,
un brand in crescita. Intanto sottolineiamo una cosa importantissima, l'abito che indossa questa modella questa sera è firmato da un nome importante, Francesca Paternò, che è presente qui con noi questa sera, la ringraziamo, la Via della Seta, e sono stupefatto perché gli abiti che indossano i ragazzi questa sera sono veramente meravigliosi. Sono certamente abiti artigianali, come tu ben sai. Il nostro progetto nasce nel 2014 sulla base di 50 anni di esperienza nel settore del grande maestro Dino Giustrisi, che tu ben conosci. Il progetto si è evoluto fino a diventare oggi l'Atelier del Sarto, ponendo sulla base tradizione e innovazione, che sono i pilastri del progetto. Connubio super vincente, ti ringrazio per essere stato con noi, abbiamo una targa da consegnare all'Atelier del Sarto, grazie a Marco Di Franco per questa bella vetrina all'interno della nostra manifestazione. Grazie Atelier del Sarto, grazie ragazzi, grazie chiaramente alla bellezza della mannequin di Francesca Paternò. Adesso abbiamo un personaggio straordinario, anzi io direi due personaggi straordinari, un uomo e una donna vincenti per un calcio siciliano che è in crescita. Intanto prima presentiamo l'ospite maschile, perché poi dopo la bellezza della donna completerà questo quadro tutto sportivo all'interno del palco del Penalty Awards. Invito qui sul palco un'eccellenza tutta siciliana, Mister Pino Rigoli. E vai Pino! Ti abbiamo fatto aspettare, ti ringrazio per essere stato così cortese a rimanere sino a questo momento. Siamo contenti perché tu dai ancora più lustro alla nostra manifestazione, perché dopo la tua stagione di cui tutti parlano dobbiamo stare tutti in rigoroso silenzio e dire cavolo, ce l'abbiamo in casa questo personaggio in evoluzione. Grazie intanto buonasera a tutti, grazie per quello che dici, però non penso che di meritare tutto questo, una cosa che naturalmente condivido con il mio gruppo di lavoro, con la mia squadra, con la società che mi ha dato questa grande opportunità, e quindi niente, abbiamo fatto il nostro lavoro, ci è andata bene, ma dico ci è andata bene perché c'è stato tanto lavoro. Io fra le altre cose vengo volentieri a queste performance perché vengo dal calcio dei dilettanti, quindi so quali sono le difficoltà, e quindi il fatto di stare in mezzo a dei colleghi per me è qualcosa di straordinario. Grazie Pino, però attenzione perché adesso ti faccio premiare da una donna che in questo momento è la numero uno nell'ambiente del calcio siciliano, e non credo soltanto siciliano. Ho l'onore di avere qui, non penso solo, infatti non solo siciliano, Simona Marletta. Grazie Simona, eccola qua che ci raggiunge, direttore generale del Siracusa Calcio. Ciao Simona, conosci bene Rigoli? Chi non conosce Pino Rigoli? Allora, ho detto bene, è una donna che sta facendo passi esagerati, perché la capacità dirigenziale non è da tutti, e quindi tu ce l'hai e stai portando avanti un progetto secondo me meraviglioso anche in quel di Siracusa. Io credo che per portare avanti un progetto bisogna non essere da soli. Questo è alla base. Chi ha l'idea di poter fare tutto da solo commette l'errore più stupido e banale del mondo. Credo che la forza della vittoria di questo campionato derivi dalla volontà di voler per competenze ragionare e lavorare in collaborazione. Quindi quello che è stato fatto a Siracusa è certamente merito di un gruppo straordinario. Il capo di questo gruppo è il patrono della società, che sta regalando pagine e momenti di storia a Siracusa che erano assolutamente dimenticati. Però è anche vero che spesso e volentieri i dirigenti dietro la scrivania fanno un lavoro che sembra nascosto ma poi diventa positivo ed importante proprio per tutto l'intero progetto. Comunque complimenti per la stagione, Abbiamo intanto il premio subito per quanto riguarda Pino Rigoli, sarà giustamente Simona Marletta, direttore generale del Siracusa, a consegnarlo. Premio Eccellenza Siciliana, eccola qui, questa bella immagine. E abbiamo anche il premio per Simona Marletta che consegna Pino Rigoli, perché questo scambio ci piace, perché tra l'altro il prossimo
A parte che siete amici sicuramente, ma soprattutto il prossimo anno vi giocherete insomma un incontro, eh? Eccola qua, perfetto, grazie. Saranno tanti altri di incontri particolari. Va bene, ok, va bene. Avversario per 90 minuti, anzi 180 mi auguro, quindi... Voi grandi amici. Io sono senza contratto, quindi mi auguro che lei già... Attenzione, calciomercato a sorpresa, calciomercato a sorpresa. E senza contratto, Simona, facciamocelo un pensierino. Mi scade il 30 giugno, quindi vediamo cosa arriva. Il mister Sottil? Il nostro presidente ha già dato disponibilità e piacere nella riconferma anche di mister Sottil. Credo che sia assolutamente legittima la sua considerazione, quindi le prossime settimane saranno decisive un po' per tutti, anche per Pino noi. a questo punto saranno decisive. Ma ci sta, fino al 30 di giugno è tutto assolutamente in discussione, almeno finché non si firmi, poi ci mancherebbe altro. Okay. Grazie per essere venuti, grazie Pino, in bocca al lupo, buona stagione, grazie a Simona Marletta.